Quella di questi giorni è stata una discussione importante nel corso della quale noi abbiamo provato a ragionare attorno a quelli che secondo noi sono i temi cruciali. Abbiamo provato a parlare in quest'Aula di sanità pubblica, di scuola pubblica, di diritto alla casa, di lavoro, di sostenibilità ambientale, delle infrastrutture, tutti temi che incrociano problemi concreti delle persone e non bandierine ideologiche come avete ridotto voi l'ambizione all'autonomia. Sono tutte proposte attraverso le quali abbiamo descritto non soltanto la nostra identità, che potrei riassumere nel concetto non dei consultori, che credo sia un patrimonio dell'Italia e non di un partito, ma la giustizia sociale. Proposte, dicevo, attraverso le quali abbiamo provato a raccontare le direttrici lungo le quali, secondo noi, si può agire per correggere ciò che non va, per invertire una rotta che in questi 5, 10, 15 anni ha indebolito e reso più fragile il Veneto. Lo abbiamo fatto, io credo, con coerenza, non soltanto oggi, ma per 5 anni. Sappiamo che c'è una lettura, una visione diversa tra la maggioranza e l'opposizione dentro questo Consiglio regionale, come è giusto che sia. Noi abbiamo lavorato oggi e in questi 5 anni per rappresentare la nostra idea, con la consapevolezza dei limiti che ha chi sta all'opposizione, con la determinazione di chi pensa sia giusto dare voce e rappresentanza anche a chi sembra invisibile ai vostri occhi. Se vogliamo anche con la caparbietà di chi, seppur non premiato dal voto, come ci ricordate costantemente e spesso abbiamo sentito parlare di sberla elettorale con una grande eleganza anche da un filosofo, abbiamo sentito paragonare il consenso che evidentemente non abbiamo all'uva. Dicevo anche con la caparbietà di chi, seppur non premiato da questo voto, non smette mai di combattere per le battaglie che ritiene giusto anche dalla minoranza, perché si fa così. Lo abbiamo fatto, penso, anche tenendo a mente i limiti oggettivi delle risorse disponibili, con serietà, cercando, delle volte riuscendo a persuadervi delle nostre buone proposte e delle nostre buone idee. Sulla base di questo atteggiamento devo dire che siamo rimasti basiti, delusi da alcune affermazioni che sono state fatte in quest'Aula, in particolar modo dal relatore, che ha definito inutile discutere con noi. Lo dico non sul piano personale. Il rispetto dell'avversario, ci richiamava a questo il capogruppo Villanova poco fa, perlomeno dentro le istituzioni non sempre viene frequentato da chi pensa di avere sempre ragione. Lo dico però perché penso sia pericoloso sul piano democratico e politico definire inutile il confronto, seppur diciamo impari sul piano delle forze tra maggioranza e opposizione. Perché, vede capogruppo Villanova, se certamente stare all'opposizione tanto non fa bene, il rischio è quello di, come dire, andare in una parzialità strutturale, come l'ha definita lei. Io vi assicuro che non fa bene neppure stare sempre in maggioranza, stare sempre al governo, coltivando persino l'arroganza di pensare che sarà così per sempre. Magari accadrà, ma le elezioni regionali devono ancora avvenire. Le proposte, la nostra è già in campo, la vostra no. Affrontare l'impegno delle istituzioni, ma anche l'impegno della campagna elettorale, con l'arroganza di chi pensa di avere la vittoria già in tasca e dunque non sente neppure il dovere di farsi carico di un confronto democraticamente indispensabile, credo sia un atteggiamento pericoloso, che rivela un approccio sordo che spesso abbiamo registrato in quest'Aula, forte non tanto della bontà delle proprie idee, ma della quantità del consenso raccolto. E io credo che questo sia il fallimento della politica, se la politica è prima di tutto l'arte di persuadersi reciprocamente, che può essere realizzata se ci si ascolta reciprocamente. Ecco perché penso che forse mai come oggi, sentendo la discussione di questi giorni, sia ancora più urgente far entrare un po' di aria fresca e nuova dentro quelle stanze di quel palazzo che occupate, abitate, frequentate da troppi anni, convinti che rimarrà sempre e solo il vostro palazzo.
la logica dell'alternanza, il bisogno di una democrazia compiuta, forse produrrebbero dei risultati utili anche per il Veneto. Anche sulla base di tutte queste valutazioni annuncio a nome del Partito Democratico il voto contrario anche a quest'ultimo provvedimento di bilancio, perché non condividiamo questa politica di finanza pubblica restrittiva fatta di contenimento dei costi, di economie, di tagli, di contenimento del debito. Voteremo contro questo assestamento di bilancio perché ci preoccupa questa continua rincorsa all'emergenza, con la possibile risposta ai bisogni che dipende esclusivamente da eventuali entrate estemporanee, come è accaduto questa volta con la maggior gettito IRAP. Voteremo contrario perché pensiamo più in generale che oggi, ma in questi 5, in questi 10, in questi 15 anni, ci sarebbe voluta una capacità di programmare interventi di lungo respiro, di ampia visione, che potessero dare una prospettiva nuova al Veneto in una stagione di cambiamento. Voteremo contrario perché non ci convince la distribuzione a pioggia dei pochi soldi recuperati, senza cogliere, almeno per il nostro punto di vista, una lettura complessiva dei bisogni. Votiamo contro anche perché ciò che contestiamo non è il costo economico delle opere pubbliche o delle infrastrutture viarie. Sappiamo che costa fare la strada pedemontana veneta, come costerà fare la strada 308. Quello che contestiamo è la mancanza di trasparenza rispetto a questi passaggi. Insomma, Assessore Calzavara, a nome del Gruppo Democratico, confermiamo che votiamo contro oggi, in questo ultimo atto di bilancio di questa legislatura, cercando di rappresentare con questo voto la nostra contrarietà sul piano politico a tutto il percorso di questa stagione, che non ci ha convinto nelle strategie che avete messo in campo, che giudichiamo profondamente inadeguato ai tempi complessi, ai bisogni vecchi e inediti della società veneta. Mi associo anch'io ovviamente ai ringraziamenti dei colleghi del gruppo del Partito Democratico, di tutti i colleghi di opposizione che pur con numeri mai visti nella storia di questa regione, 10 consiglieri di minoranza su 51 consiglieri regionali, abbiamo pur con queste proporzioni cercato di non perdere mai di vista l'obiettivo con il quale siamo arrivati qua, e cioè raccontare e rappresentare una parte di questo Veneto che non potete non vedere. Con questo stesso spirito, e noi sì con la volontà di tenere insieme e non dividere sulla base di identità tutte da discutere, diciamo, dentro, rispetto alle divisioni dentro il centrodestra, con uno spirito fortemente unitario e con la responsabilità di chi sa di dover rappresentare una parte che è stata invisibile per voi, ci candideremo anche tra pochi mesi alle prossime elezioni regionali, sapendo che è un'occasione per noi di sicuro di provare ad arrivare finalmente a quell'uva che pensiamo di meritarci. Spero diventi un'occasione anche per voi per essere meno sordi alle esigenze della parte di questo Veneto che fa più fatica, che ha bisogno di protezione, che vuole un'opportunità in più. Noi ci candidiamo a rappresentare il Veneto che in questi 5, 10, 15 anni in quest'aula di Consiglio regionale non siamo riusciti a vedere. Annuncio dunque, lo ripeto, il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.